Allora, io ho sempre fatto danza classica quando ero più piccola e volevo un po' riprendere un attimo il discorso con la danza perché per via di un infortunio non potevo più fare classica e salsa mi ha sempre ispirato e quindi ho deciso di iniziare il corso per questo motivo. La scelta della scuola l'ha fatta nostra mamma perché anche lei e mio papà hanno sempre fatto un corso insieme e hanno sempre voluto riprendere dopo il Covid e hanno cercato su Facebook, hanno visto e hanno detto vabbè, proviamo a sentire e abbiamo deciso di venire qui e ci siamo trovati bene. Abbiamo trovato un gruppo molto affiatato, aperto, con il quale è anche bello trovarsi dopo la lezione. Degli istruttori in gamba, capaci di trasmettere la passione per la danza e sempre disposti a rispondere ai nostri dubbi tecnici. Allora, noi non abbiamo provato altri metodi, quindi è stato il nostro primo approccio, il metodo Chi se baila, però a me piace che facciamo prove su prove su prove su riprove e poi il momento alla fine della lezione di ballo libero, dove appunto si può ripetere quello che abbiamo fatto durante la lezione e ripassare anche le figure viste nelle lezioni precedenti. Io non avevo mai ballato prima e inizialmente ero anche un po' scettico, diciamo, su quanto fosse divertente ballare insieme. Ho iniziato a ballare perché la mia ragazza balla e quindi più volte mi aveva sollecitato a imparare e quindi ho deciso di intraprendere questa avventura. E devo dire che mi trovo davvero bene. Lo consiglierei perché comunque è un approccio alla danza, all'insegnamento e comunque allo stare insieme che è piacevole, cioè entri nella sala e svuoti la mente, sai che puoi stare tranquillo per un'ora e mezza e divertirti. Ballare è anche un modo per esprimere se stessi alla fine, come ogni forma d'arte, ed è bello poterlo fare in compagnia, senza alcun filtro.